Eccoci a un nuovo podcast. Quest'oggi ne parliamo con Linda Maria Vargiu, autrice di un bellissimo libro per bimbi, ma lei ci spiegherà bene tutto, e accompagnata anche da Francesca Bordi e da Alberto Massa, che hanno collaborato a questa bellissima opera. Ecco, buongiorno Linda. Salve. Carissimo, ma che Salve. bello averti ancora qui. Perché ancora qui? Perché abbiamo inciso questo audiolibro, Certo. ma adesso parleremo anche di questi libricini che tu hai scritto, ecco. Sì. Linda. Sì. Dunque, io ho incominciato a scrivere questi libretti diversi anni fa. Ci fu una richiesta da parte, come insegnante, avevamo deciso, il team docenti, di fare dei progetti sull'ambiente e ecologia, educazione stradale, educazione alimentare, al benessere e all'educazione alimentare. E cercai tra le guide didattiche dei racconti che potessero essere utili per avviare il progetto. Fu una ricerca lunga e vana e allora decisi di cimentarmi io in prima persona e creare dei racconti ad hoc che trattassero le tematiche e inizialmente ambientali, successivamente sull'educazione stradale ed infine quelle sull'educazione alla salute e al benessere. E ottenni nel promuovere questi racconti con i bambini, nel raccontarli, questi suscitarono un grande interesse da parte di tutti i bambini, e tanto che si sensibilizzarono particolarmente per quanto riguarda tutte le tematiche di tipo ambientale. Certo. E successivamente le conoscenze relative all'educazione stradale, segnaletica e quant'altro, ed infine anche sull'educazione alla salute e al benessere, educazione alimentare. Il successo ottenuto da questa proposta di racconti mi suggerirono l'idea di pubblicarle, anche sostenuta in questo senso anche dalle mie colleghe, che trovarono il lavoro molto buono fatto, i racconti proposti buoni, positivi, per tutti i frutti che avevano apportato nell'ambito della scuola e quindi dei bambini. E allora a quel punto pensai di pubblicarli, e appunto, ripeto, sul suggerimento delle colleghe che erano entusiaste del lavoro che avevo fatto. Allora mi rivolsi ad un editore che accolse la mia richiesta e quindi decise di appunto stampare e pubblicare questi libretti. Certo. Ecco, le colleghe, perché tu sei stata insegnante. Sì, dunque io ho lavorato nella scuola dell'infanzia per circa 42 anni, Ecco. e gli ultimi 25 anni della mia attività li ho svolti nella scuola di Via Parigi, nella scuola dell'infanzia di Via Parigi, e in quella scuola appunto sono stata l'autrice di queste serie di libretti. In Via Parigi a Cagliari. In Via giusto? Parigi Sì, a sì, Cagliari, sì. Bene. Esattamente. Quanta sì. esperienza, Linda, in tutto questo, è una cosa meravigliosa. C'è un'esperienza, perché praticamente alla base di questa realizzazione di libretti c'è un'esperienza a monte, Certo. fatta di impegno, di lavoro, di sensibilità verso il tipo di scuola dell'infanzia, che esige anche nel proporti una modalità educativa e didattica che sia sempre basata sull'attività ludica e ludiforme. E quindi alla luce di questo anche la scrittura di questi libri rispecchia in qualche modo proprio la mia volontà appunto di rispecchiare le modalità utili
nell'avviare qualsiasi lavoro e attività nella scuola dell'infanzia. Certo, allora io direi di presentare 2 secondi, poi ti ridò la parola. Francesca e Alberto, li presentiamo e poi ci parli di questi libricini di Fata Smemorina. Allora, eccoci, Francesca Bordi. Buongiorno. Ma che bello, ecco, tu sei anche la figlia di Linda, ecco, in tutta questa operazione, ecco, come hai coadiuvato Linda, ecco? Allora, io sono stata una regista, diciamo, durante i lavori, nel senso che ogni tanto lei mi chiedeva un consiglio, un suggerimento, e quindi durante la stesura dei racconti c'era la presenza in qualche modo. E qui parliamo prima dei primi racconti, che sono questi dove il protagonista si chiama Ecolino ed è un piccolo drago ecologista che vive in Sardegna e fa dei giri di ispezione nel pianeta per vedere come stanno andando le cose, e si rende conto che c'è molto inquinamento, ci sono molte cose che non vanno. E quindi si servirà dell'aiuto dei bambini della scuola di Via Parigi, dove mamma ha insegnato, per fare tutto quello che concerne l'ecologia. E poi questa storia va avanti, per cui ci sarà anche l'educazione stradale e l'educazione alimentare. Sempre con tanti personaggi che sono animali, che parlano, insomma, c'è la gattina, c'è il gabbiano, eccetera. Dopo questa esperienza di questi 3 libretti, c'è stata, glielo chiedevo prima, gli ho detto: ma invece Fata Smemorina com'è nata? Cos'è successo? Dice: le colleghe mi hanno chiesto di inventare una storia dove potessi insegnare le vocali ai bambini prescolari, cioè prima delle scuole elementari, scuola primaria. Certo. Quindi 3-6 anni, dunque un bambino di 4 anni e mezzo, 5 anni e mezzo, che vuole cominciare a scoprire le vocali, ma ancora non va alla scuola primaria. E quindi è nata questa idea di questa fatina che si chiama Fata Smemorina, perché è una fatina smemorata. E che questa fatina smemorata non si ricorda la formula magica, non può più fare le magie, e poi esce fuori che la formula magica sarà proprio le lettere delle vocali. Ecco, è un altro componente di questo bellissimo audiolibro, e nonché il libro, è il mago Alfa, che ha prestato la voce, l'ha impersonificato Alberto Massa. Ciao Alberto. Ciao a tutti. Eccoci. Alberto, com'è stata l'esperienza da mago Alfa? Beh, nonostante la mia ritrosia iniziale, insomma, mi sono immerso in questo ruolo, ho prestato la voce al mago Alfa. Devo dire che alla fine mi sono divertito, pur non essendo certo io un attore o un personaggio di spettacolo o quant'altro, però nonostante tutto mi sono divertito. Ecco. Devo dire, carissimi amici del canale RCM, che io ho avuto modo di registrare tutti questi audiolibri. Pensavo di avere a che fare con degli attori veri, perché sono stati buona la prima, non siamo stati lì a fare tagli e cuci, siamo andati diretti e sono veramente, poi hanno delle bellissime voci, quindi andrete a sentire questi audiolibri che sono fantastici. Alberto, ecco, tu sei connesso anche, ma prima poi ti ripasso la parola perché vorrei che ne parlasse Linda. Ecco Linda, la finalità poi alla fine di questi libricini, mi parli di Fata Smemorina, ecco, sì, che è un'opera molto importante, non solo per quanto è scritta, non solo perché vanno a finire ai bambini per apprendere, quindi come apprendimento, ma hanno anche una finalità molto molto importante. Esatto. E nel momento in cui decisi di rivolgermi a un editore per la pubblicazione di questi libretti, feci una considerazione: decisi così, se verranno accolti, io devolverò il ricavato della vendita di questi libri per beneficenza. Ecco. Per beneficenza. E subito, quasi immediatamente, pensai al CAV. È un'associazione di centro aiuto alla vita. Ecco. Perché credevo molto in questa associazione, perché è per la cultura della vita e soprattutto per la difesa della vita.
E così anche supportata da mio genero che, scusate, Certo. Anzi, io direi di passare la parola proprio ad Alberto, che non solo è tuo genero, ma è anche il presidente, se non sbaglio, di questa associazione a livello sardo. Oppure raccontami tu, Alberto. Sì, attualmente fungo le funzioni di presidente del Centro di Aiuto alla Vita, uno di noi di Cagliari. L'attività che svolgiamo consiste nell'aiutare delle donne che hanno difficoltà nel portare avanti la loro gravidanza. Ecco. E noi le aiutiamo concretamente a superare questi ostacoli. Io preferisco definirmi più un volontario del Centro di Aiuto alla Vita che presidente. Ecco, lo sono oramai da quasi 10 anni, quest'anno appunto compirò 10 anni di volontariato. Ecco, quindi gli amici in ascolto, soprattutto le amiche in ascolto, si possono rivolgere al CAV, trovano tutto quanto su internet, basta digitare CAV Sardegna, quindi trovate tutto. Ecco, ma Francesca, tu sei stata veramente un'ottima regista, perché insieme abbiamo lavorato anche al missaggio di questo libro, e sei stata veramente molto esaustiva nel segnalarmi tutte le parti, i rumori, perché poi siamo stati anche dei rumoristi, abbiamo scelto particolari. Tu sei stata brava veramente, complimenti, ti faccio qua in diretta, perché non è facile creare, emozionare attraverso un audiolibro, ed è stata una buona regista. Ecco, Francesca, raccontami un pochettino la tua esperienza. Io mi sono fatta bambina, mi sono calata nella parte, ho detto, se fossi piccola dovessi ascoltare un libro, un audiolibro, mi piacerebbe sentire anche i rumori, entrare proprio nell'atmosfera. E quindi con l'aiuto di Maurizio l'ho fatto impazzire, poverino. No, non è vero. Mi ha sopportato. È stata bravissima. Dicevo, no, qui voglio questo, qua facciamo quest'altro, mettiamo questo. Quindi insomma alla fine è stato un lavoro dove noi abbiamo prestato le voci, perché è nato così, costava troppo fare un audiolibro con attori veri, eccetera. Quindi ho detto, proviamo a farlo tra di noi. E quindi io sono diventata Fata Smemorina, mamma è diventata la voce narrante e Alberto il mago alfa. Poi io mi sono cimentata anche a fare le voci dei bambini, bellissime, finte, che poi quando le riascoltavo ridevo da sola, perché dicevo, come ha fatto a uscirmi una voce stupendo così. E con Maurizio abbiamo fatto questa operazione di mix, per cui abbiamo aggiunto rumori, suoni, cose varie nei punti dove ci stavano bene, e poi il resto ascoltatelo, sì, perché è importante. Linda, allora chiudendo, sì, ecco, stavamo dicendo, sì, che questo incasso è devoluto a queste mamme, quindi che sono in una certa difficoltà, perché chi lo vuol fare, chi non lo vuol fare, comunque molte volte siamo anche presi da una crisi di coscienza, certo, siamo presi da chi ci circonda, ecco, quindi è fatto veramente una bella opera. Ecco, in ultima battuta finale, cosa ci racconti di questi libricini e dove li possiamo trovare soprattutto? Allora, potreste trovarli rivolgendovi direttamente alla mia persona per l'acquisto, oppure tramite Amazon. Anche Amazon. Attraverso Amazon potreste digitate comunque Linda Maria Vargiu, automaticamente trovate questi libricini che sono una fantastica favola, ma hanno uno scopo bellissimo, quindi aiutiamo Linda, ma soprattutto aiutiamo il CAV il CAV per la difesa alla vita, la cultura della vita, che vada sostenuta in tutti i modi. Ci credo, e questo lavoro che ho fatto appunto proprio è con questo scopo: aiutare le mamme che si trovano in difficoltà durante la gravidanza e non vorrebbero portare avanti la gravidanza per difficoltà di vario genere. E grazie a queste associazioni molte mamme, supportate dall'aiuto sia psicologico che anche materiale, economico, possono cambiare idea e portare avanti le gravidanze e quindi sostenere
la vita. Grazie per essere stati qua quest'oggi, veramente vi ringrazio di cuore, è stato un piacere fare questa bellissima esperienza con voi. Andate tutti quanti ad acquistare questi libricini, potrete scaricare anche i file audio, quindi vi ascoltate anche gli audiolibri, li fate sentire ai vostri nipoti, ai vostri figli. Veramente un'opera molto molto bella che vi invito a vedere. Da Maurizio Casu, da Linda Maria Vargiu, da Francesca Bordi e da Alberto Massa è tutto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie.